Un'altra cosa che noto spessissimo nella domanda soffri di mal di testa? Ogni tanto. Bene. Ogni quanto? 1 o 2 volte al mese. E già lì dico, 1 o 2 volte al mese sono 12-24 volte l'anno. Non è che sia normale. Cioè, quello che voglio dire è che chi soffre di mal di testa cronico, che sia 1 volta al mese, ogni 15 giorni, anche 1 volta alla settimana, a un certo momento se lo fa suo. Sì, vabbè, sì, 1 volta alla settimana. E dopo chiedo, ma quando hai mal di testa usi farmaci? E spesso mi rispondono sì, prendo o l'aspirina o il Brufen o la tachipirina, e quindi io poi replico, ma hai capito quante volte vai comunque a intossicare il tuo corpo per una situazione che può essere risolta senza farmaci in maniera stabile nel tempo? Di cosa ti sto parlando? Ti sto parlando dell'approccio gnatologico. È l'approccio in odontoiatria dove non solo si valutano i denti, per quanto importanti, ma vengono valutati anche i muscoli masticatori e le articolazioni della mandibola, perché questi 3 attori della bocca devono lavorare tutti e 3 in sintonia e in maniera efficace. Se uno o 2 di questi non lavora in maniera corretta, non parliamone se tutti e 3 non lavorano in maniera corretta, è inevitabile lo sviluppo di patologie cosiddette gnatologiche, che sono mal di testa, dolore al collo, alla schiena, dolori alle orecchie, difficoltà ad aprire la bocca, rumori articolari che poi arrivano a essere scrosci articolari, cioè rumori molto evidenti, e comunque portano a una limitazione funzionale importante. Ma devi sapere che ci sono anche delle buone notizie in tutto questo. C'è la possibilità di risolvere queste problematiche in maniera relativamente semplice, perché possiamo risolverle alcune, quelle più iniziali, e lì anche in questo caso diciamo la prevenzione gioca un ruolo fondamentale, e nelle fasi iniziali io posso migliorare questa situazione attraverso un bite, un trattamento con un bite. In casi invece più avanzati il trattamento è più articolato, perché si deve lavorare attraverso un bite, ma anche poi sui denti stessi, ma in una metodica che è una metodica tra virgolette comoda per te, e non è una metodica invasiva come potrebbe essere la chirurgia. Se in questo momento tu stai minimizzando la situazione, perché per esperienza so che succede questo, magari hai questo rumore a livello dell'orecchio che lo ritieni assolutamente banale, questo è l'inizio di una problematica che, se trascurata, se non affrontata in questo momento, può diventare molto difficile da gestire, con risultati che non sono risultati completi. Quindi pensaci, se hai bisogno di valutare la tua situazione attuale, a che stadio ti trovi di questa patologia, non esitare a contattarci. Faremo una visita approfondita e ti daremo tutte le risposte di cui hai bisogno.